Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, come diceva prima il presidente Fabio Bui, bisogna pubblicizzare il Veneto, noi ci autopubblicizziamo durante il rientro di ogni pubblicità. Allora, adesso andiamo a parlare un attimino anche di cose che riguardano il nostro territorio, il progetto della provincia a Natale praticamente compra Padovano, semplifico il ragionamento, giusto Bui? Sì, guarda, noi abbiamo vissuto quest'anno di grande difficoltà, soprattutto anche nei consumi. C'è tutto il mondo dell'e-commerce che sta spopolando, io non lo considero un diavolo l'e-commerce, lo considero una realtà, però considero anche che la responsabilità nostra è quella di valorizzare il nostro commercio, quello di vicinato, quello delle eccellenze che ci sono nel territorio, quello di tutto il settore agroalimentare che a Padova ha sempre prodotto l'economia. Quando dice Padova, Padova è provincia. Padova è provincia, perché fa 1 milione di abitanti. Io parlo della provincia. E allora quest'anno, la particolarità di quest'anno ci ha fatto sospendere per esempio 2 eventi importantissimi per le nostre aziende padovane del settore agroalimentare, Sapori d'autunno e Sapori d'estate programmata per l'aprile scorso. Allora cosa abbiamo detto? Restiamo fermi ad accettare? No, tentiamo di fare un qualcosa di diverso e a Natale facciamo compra Padovano, Sapori Padovani, compra Padovano, e abbiamo creato un buono da 30 euro da spendere nelle 30 aziende che hanno aderito a questo progetto. Un buono che è acquistabile sui siti di www.Sapori Padovani. No, acquistabile, è regalato o è acquistabile? No, uno l'acquista e lo regala. Ah, ok. Uno l'acquista e lo regala. Cos'è questo? Le aziende, per esempio, possono, al posto della famosa cesta che si regala all'anno, ti regala un buono da 30 euro che vai a spendere in queste aziende di assoluta eccellenza. Diventa anche welfare aziendale, perché le aziende possono scaricare questo costo. Spesso alcune aziende oggi stanno utilizzando il buono spesa per i propri dipendenti o altri tipi di agevolazione. Oggi noi offriamo un'agevolazione, vuoi regalare un qualcosa ai dipendenti, vuoi regalare un qualcosa anche ai tuoi amici, regalagli un buono per andare a incontrare queste aziende, vanno dentro l'azienda e lì possono acquistare aziende, Presidente Bui, che potranno conoscere i nostri telespettatori nel nostro studio che tra poco inizierà a essere operativo in centro a Padova, dove lei sarà il primo ospite. TV7 è il nostro media partner e nello studio di Cristallo in centro a Padova presenteremo proprio. E lei sarà il primo ospite la settimana prossima di questo evento, che è sicuramente un evento importante per chi lavora e per chi dà lavoro in un momento così difficile. Dunque vi aspettiamo tutti e acquistate soprattutto questo buono da regalare per valorizzare le altre aziende padovane. Senta, prima di lei abbiamo avuto la donna Zan, che ovviamente per quanto riguarda le scuole ne ha dette parecchie. Ovviamente c'è bisogno anche di un trasporto per queste scuole. È sicuro il trasporto per chi va a scuola o per chi lo usa? Ovviamente inerente al Covid, è chiaro. Il trasporto è sicuro come lo sono le nostre scuole, è sicuro come tutti gli spazi dove si adottano le misure di sicurezza, quelle che ci sono state impartite. Oggi gli assembramenti non sono solo, ci sono anche stati dei casi, non nel Padovano non sono state registrate grandi difficoltà, ma noi oggi stiamo organizzando il trasporto per la riapertura delle scuole superiori, che verosimilmente sarà il 7 di gennaio, affinché ci sia il rispetto assoluto dentro il bus
di quella percentuale di presenza che il governo ci indicherà. Qual è la percentuale? Il 100%, l'80%, il 50%? Oggi non lo sappiamo ancora con precisione, verosimilmente sarà il 50%. Cosa vuol dire il 50%? Vuol dire mezzi in più, qualche centinaio di mezzi in più. Dove reperire questi mezzi in più? Nel trasporto turistico. Trasporto turistico i cui mezzi hanno caratteristiche tecniche completamente diverse rispetto al mezzo di trasporto pubblico urbano. Per esempio ci sono solo posti a sedere, mentre nel trasporto pubblico urbano ci sono anche posti in piedi. Noi poi come ingaggiamo questi mezzi che ci servono? Qui c'è un vizio ancora che deve essere superato. Con la legge ordinaria non si potrebbe, non si sa chi fa cosa. Oggi c'è bisogno di un provvedimento che trasformi il mezzo turistico in mezzo di trasporto pubblico. Ci vuole poco, ci vuole un decreto del governo che ci dia la possibilità alle aziende di trasporto pubblico, nel qual caso nel padovano Bus Italia, di utilizzare anche i mezzi privati, che per Padova si parla di qualche centinaio di mezzi in più. È di difficilissima comprensione, questo è di difficilissima organizzazione il servizio di trasporto scolastico. Ecco perché ogni lunedì con l'assessore Donazan e col vicepresidente De Berti della regione, io, il sindaco di Padova, gli organi scolastici ci troviamo per farci trovare pronti il 7 di gennaio con un servizio di trasporto che non crei assembramenti. Ecco, lei fa di tutto, la provincia fa di tutto, il sindaco fa di tutto, la regione fa di tutto, poi però ci sono i ragazzi che salgono e i ragazzi che salgono delle volte non rispettano tutti i protocolli che dovrebbero essere fatti. Le faccio questa premessa per chiedere poi chi controllerà questi ragazzi che salgono e che saranno sicuramente più di qualcuno indisciplinato? E chi controlla i ragazzi di fronte alle scuole quando sono di fronte alle scuole e fanno assembramento? E chi controlla i ragazzi? Ci vorrebbe oggi l'esercito in ogni angolo della città per controllare tutte le potenziali cause di assembramento. Nei pullman c'è il controllore, c'è l'autista che dovrebbe garantire il massimo di delle persone, sì, ma poi quando sono saliti mica può guardare dietro se hanno la mascherina oppure se non ce l'hanno. Ma lei capisce che sarebbe impossibile mettere per ogni bus un controllore? No, la domanda è, l'ho chiesto oggi, non è che a scuola ci sia anche un pochettino di educazione, qualche quarto d'ora di educazione per il comportamento, proprio visto che questa mascherina presumo ormai la useremo per moltissimi anni. L'educazione civica è quella che ci salverà dal Covid. Chiamiamola educazione civica, chiamiamola responsabilità, chiamiamola senso civico, in taluni casi in questi mesi è mancata e sarà l'unica che ci salverà. Lo dicevo all'inizio, non sarà il decreto che ci salverà dal Covid, probabilmente neanche il vaccino basterà a salvarci dal Covid, ci vuole la responsabilità civica. Ed delle volte lei mi dà, Presidente Pui, delle grandi sogni di speranza, poi subito dopo me le abbatte e mi dà un pensiero negativo, cioè speriamo che il Covid termini, perché se non terminerà più chissà quando, fra un anno che termini. Ma è speranza, il Covid termina, però per far terminare una cosa bisogna anche impegnarci in maniera personale a farlo terminare. Certamente, non sarà un altro che ce lo toglie, dobbiamo scordarci che sia un altro che ci risolve i problemi. Mettendo assieme la nostra responsabilità quotidiana toglieremo, però dobbiamo mettere assieme tante responsabilità quotidiane. Certo. Affidarci sempre all'altro, è colpa sempre dell'altro,
non ha senso. Non risolve oggi il problema. Senta Presidente Fabio Bui, invece i ristori per le zone gialle come stanno andando? Perché ovviamente tanti si lamentano, essendo zona gialla non prenderemo nulla dal governo, prendono gli arancioni, prendono i rossi, invece no, no, hanno preso qualcosa, però qualcuno dice appunto per il motivo che essendo zona gialla vengono dati meno contributi, ma dicono gli imprenditori, i ristoratori, tant'altro, ci abbiamo rimesso anche noi, le pizzerie che aprono per esempio solo la sera ci hanno rimesso, loro prendono come zona gialla e non come zona rossa. Ecco, com'è ogni modo di ristoro per le nostre attività? Detto in questo modo potrebbe far presagire che fossimo stati contenti di andare in zona arancione o in zona rossa per prendere i ristori. Io penso invece che i ristori vadano dati a tutte le imprese che oggi stanno subendo danni dal Covid. È inutile oggi. Ma lei ha una percezione che stanno arrivando, sono arrivati? Guardi, dalle assicurazioni del governo e dalle assicurazioni che abbiamo noi, dalle associazioni di categoria, i ristori stanno arrivando con la modularità che è quella dei decreti, però io ritengo che vadano oggi nemmeno ristorate, rimborsate le aziende che stanno subendo questo dramma del Covid, altrimenti veramente avremo, alla fine rischiamo di avere più falliti che ma lei cosa contagiati. pensa, Presidente? Se il DPCM che verrà fuori, mi sembra di aver capito domani sera più o meno, darà delle indicazioni, chiusi i Natali ai ristoratori, la montagna non si potrà andare a sciare, tutto giusto magari per la salute, però bisogna che lo Stato dia economicamente subito un ristoro a tutte queste attività per poter loro vivere in maniera, insomma, non dico tranquilla, ma almeno un po' più rilassante. Ma se continuerà questo periodo fino a gennaio, lo Stato avrà i soldi da accontentare tutti questi imprenditori, secondo lei? Dico due cose. Io oggi è necessario il ristoro e il rimborso, che è diverso dal ristoro. Io sono proprio per rimborsare le cifre che mancano. Però poi gli imprenditori non vogliono ristori, vogliono avere una prospettiva. E torniamo al discorso di prima. Gli imprenditori che oggi rischiano di chiudere, curiamo l'emergenza con rimborso, ma dobbiamo dare una prospettiva a questi imprenditori per non chiudere, perché sanno che post domani possono ripartire e avranno la possibilità di ripartire. Oggi fermarci solo al lato del rimborso, al lato assistenzialistico, non stiamo dando speranza a questi poveri cristi, per esempio oggi dell'area montana, che non apriranno gli alberghi fino al 7 gennaio. Cosa vuol dire aprire l'albergo l'8 gennaio a Cortina quando non c'è più nessuno? Beh, se per alta stagione, no, gennaio è bassa stagione, febbraio è alta stagione, insomma. Vediamo poi se manterranno queste decisioni che il governo emanerà verosimilmente domani. Cioè, vedremo come verrà. Però io sono dubbioso. Lei cosa farebbe, lei, Presidente? Io sono dubbioso, cioè, anzi contro, no dubbioso, all'assistenzialismo. Sì, per l'assistenza, io darei tutti questi fondi, tantissimi, raddoppierei i fondi per rilanciare l'economia. Ma lei oggi, se fosse il Presidente del Consiglio e avrebbe la bacchetta per poter decidere, chiuderebbe i ristoranti il giorno di Natale, la vigilia di Natale, l'ultimo dell'anno, gli alberghi in montagna li chiuderebbe per la salute e ovviamente darebbe poi i ristori, oppure li terrebbe aperti con tutti i protocolli da rispettare? Cosa farebbe? Guardi, se abbiamo dato i protocolli vuol dire che i ristoranti hanno già adottato i protocolli di sicurezza, non capisco perché oggi dobbiamo chiuderli. Però le dico così, Presidente, io sono andato le dico, c'è qualcuno che non adotta... Le dico,
detto fra me e lei in silenzio che non mi ascolti qualcuno, io sono stato a Venezia e sai, purtroppo non per colpa di chi è proprietario di questi localini, sono tutti piccoli, tutti raccolti, e sai quante persone ho visto dentro senza mascherina a bere lo spritz allora su questo, con tutti i protocolli rispettati, sarebbero stati a chiudere allora tutti. vede, non è che per chi ma dico non, Venezia, ma per vede, Padova, non è che per chi non rispetta le regole dobbiamo chiudere tutto. È come all'epoca, si ricorda quando dicevamo rinunciamo alle Olimpiadi perché le Olimpiadi sono foriere di malaffare. No, colpisco il malaffare, non blocco l'opportunità economica. E oggi perché devo bloccare tutto il mondo del commercio perché qualche commerciante non rispetta le regole? Oggi abbiamo visto che la stragrande maggioranza del commercio, dei ristoratori, hanno adottato i protocolli di sicurezza. Se qualcuno non li rispetta, li colpisco e li chiudo. Perfetto, è stato chiaro. Sarebbe da controllarli un po' tutti, non solo Venezia, è come ovviamente diceva no, Venezia, le come Padova, le Olimpiadi invernali, siamo assieme alla Lombardia, poi le dirò una prossima puntata cosa stanno facendo tra Milano e Monza con i soldi delle Olimpiadi, che in Veneto non verrà fatto, perché lì verrà fatto e verranno fatte tante opere pubbliche che qui sicuramente non verranno fatte. A Milano è vicino, zone limitrofe, sì, però la vita. Senta, il 25 di novembre è morto il più grande calciatore, faccio questa premessa, il più grande calciatore del mondo, riconosciuto in maniera ovviamente importante da tutto il mondo, non solo da Napoli, dall'Argentina o dalla Spagna dove ha giocato, ma da tutto il mondo. E nello stesso giorno, coincidenza vuole, che era ovviamente il giorno dei maltrattamenti e della violenza sulle donne, che era il 25, ed è stato un po' messo in secondo piano. Io mi sono anche un po' arrabbiato di questo personalmente, perché reputavo molto importante il fatto. E fatto sta che questo Covid ha visto un aumento della violenza sulle donne in Italia, nel mondo e anche nel Veneto. Cosa ne pensa? Guardi, che Maradona fosse un gran campione. Ho detto che è stato per il via dell'evento di Maradona, indubbio. Mi scusi, ho detto che per questo evento, poi se vuole discutiamo, ma era solo una premessa, è stato messo in secondo piano il problema della violenza sulle donne, che è una cosa di una gravità inaudita. Che oggi noi, rispetto a questi eventi, mettiamo in secondo ordine temi di un'emergenza ancora più assoluta come quello della violenza sulle donne, che oggi anche nel periodo Covid sta raggiungendo un apice che proprio è indegno di un paese civile come quello italiano, ci deve far riflettere. Allora qui rientra in campo quel ragionamento che facevamo prima, l'educazione. L'educazione, dovremmo cominciare a parlare di rispetto di genere, anche nelle scuole, parlare molto più delle scuole. Non è oggi più possibile sottacere questa violenza di genere, non è più possibile oggi lasciarla solo alla giornata di celebrazione. Oggi dovremmo cominciare a parlare di rispetto di genere in tutte le sue declinazioni. Prima fra tutto sulla violenza sulle donne, che oggi ha raggiunto un apice inaccettabile per un paese come il nostro. A livello mondiale è inaccettabile, ma qui nel nostro paese è assolutamente inaccettabile che venga sottaciuta questa notizia, questa celebrazione rispetto al tema di Maradona, che ha Maradona era per solo dire, ha capito, Presidente, che è stato dimenticato che quel giorno lì era anche il giorno oggi dobbiamo parlare continuamente, noi rappresentanti istituzionali, parlare nelle scuole. Guardate che oggi il nostro futuro lo formiamo parlando ai giovani. Dobbiamo riconsiderare la questione giovanile come questione di prospettiva,
questo Paese deve cominciare a formare giovani, deve cominciare a formare giovani anche nel rispetto di genere. Bene, noi siamo arrivati alla conclusione di questa parte, ci rivedremo poi nello studio di Cristallo in centro a Padova, perché avremo modo di vederci, di rivederci prima di Natale, sperando che questa situazione migliori e che ci siano meno infettati di questo brutto virus e ovviamente anche meno morti. In effetti nel prossimo break, nel prossimo avremo Fabio Incastrini, che è il presidente dell'Alta Vita IRA, dove è una casa di riposo, dove è una zona dove purtroppo muoiono molte persone perché sono anziane, e delle volte queste anziane vengono non rispettate come quasi le donne, ricordando a tutti che poi tutti, caro Fabio Bui, diventano anziani. E quando sento dire ma è vecchio, lascialo stare, quello lì, ma se uno è vecchio e bravo, perché bisogna lasciarlo stare? Però direttore, dobbiamo parlare anche di tutte quelle strutture di ricovero RSA dove ci sono operatori che lavorano con grandissima professionalità. Subito dopo parleremo di questo, e ce ne sono pochi, perché mancano anche lì di questi operatori, e subito dopo nel prossimo ospite che avremo qui a Primos Inter Pares parleremo proprio di questo. Grazie Presidente Fabio Bui. Grazie direttore. Noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco con Fabio Incastrini, tra poco.